scherzi, posso anche rispondere su quello perché c'è già stata una mozione, è stata approvata, perciò a breve non ci sarà più il nome di Di Pietro. Questa è una notizia in anteprima per voi. Però, tornando a quello che abbiamo visto oggi, sentito oggi, tra le parole che andavano per la maggiore abbiamo parlato appunto di cultura, moralità, globalizzazione. Io ci aggiungo anche l'evoluzione tecnologica che in questi anni ha fatto la sua parte. Guardando la platea, facendo una media statistica sull'età, ci possiamo accorgere tranquillamente che l'età media è abbastanza alta in questa platea. Allora, la mia domanda è semplicissima, anche se viene da lontano, perché prima, diciamo, il trasporto della cultura avveniva anche tramite l'anziano. L'anziano veniva visto come una risorsa, il ragazzo che voleva saperne di più sulla storia del suo paese, eccetera, eccetera, si sedeva vicino all'anziano e l'anziano iniziava a raccontare. Adesso questo passaggio si è un po' perso, addirittura adesso le nuove generazioni, non diciamo che non dugraculant anziano, dai, diciamola così. Allora, la mia domanda è questa e la pongo a lei, che magari mi può dare una risposta. Cosa possiamo fare noi oggi per invogliare i giovani ad essere più partecipativi anche a discussioni e ad assemblee che riguardano la cultura come quella di oggi? Grazie. Ma io per esempio voglio ricordare, c'era in passato i partiti, tutti i partiti avevano i movimenti giovanili. Era un modo di attirare i giovani dall'adolescenza proprio, perché è chiaro che non si può pretendere di affidare compiti di grande responsabilità a un ragazzo di 14 anni o di 15 anni, no? È evidente. Però lo si può avviare ad una coscienza, ad una formazione politica. E le associazioni, c'erano addirittura le associazioni dei pionieri, ve le ricordate? Il Partito Comunista aveva i pionieri, erano bambini in sostanza. E l'Azione Cattolica ci fa scuola in questo senso, no? La Chiesa, 2000 anni di esperienza, ce lo può insegnare. Oggi non c'è partecipazione da nessuna parte. Ecco, allora, ecco, ci sono le minorenni, però fanno altri servizi, e quelli sbagliati. Allora, cosa dobbiamo fare? Per esempio, dicevo, adesso non so questo di creare movimenti giovanili, ma si potrebbe anche fare, farsi promotori di... Però a 18 anni un ragazzo può essere responsabilizzato, anche politicamente, se è avvicinato, se è aiutato, sollecitato. Io ricordo che non avevo neppure 21 anni quando ho fatto il primo comizio a Villa Speciosa. Andai lì, mi buttarono come si butta in mare uno, a fare il primo comizio. C'erano 80 persone, alla fine ce n'erano 40 perché non riuscivo a concludere, e se ne sono andati, capito? E ho parlato, e come me altri, e poi alla fine, a poco, ho saputo fare anche i comizi e parlare anche a molta gente, per dire, mi avevano buttato proprio in mare, in acqua, e così bisogna fare per i giovani. E poi il merito, non c'è età. È chiaro che uno non può pretendere di fare, che posso dire, di avere un incarico a vita o di essere deputato, consigliere regionale, ci vuole un limite, ci vogliono regole, per esempio si è detto 2 legislature, però io non porrei, se uno è molto bravo ed è riconosciuto da tutti, potrebbe farne anche di più, ecco, però in linea di massima le regole dovrebbero essere abbastanza precise, e quindi in modo che ci sia anche lo stimolo per tutti alla partecipazione. E però se uno è bravo, anche se ha 90 anni, anzi, la sua esperienza, se è bravo, non c'è limite d'età, insomma. E invece succede, anche nel mio partito, del PD, io parlo del mio, non parlo degli altri, che è ancora peggio, è ancora peggio.
perché lo so per esperienza, perché io la politica, mi permetto di dire, la conosco, l'ho vissuta, posso dire che nel PD spesso, dopo una certa età, si viene accantonati. C'è anzi uno che teorizza, si chiama Renzi, sindaco di Firenze, la rottamazione, e questa è una cosa immonda, è una cosa sciocca, stupida, e comunque della quale dobbiamo liberarci. E allora mandiamo avanti i giovani e valorizziamo tutti coloro che hanno capacità, al di là dell'età, tutti, e mandiamo avanti i giovani, perché la storia va avanti, soprattutto, io ho citato prima l'illuminismo, quando i giovani erano alla testa, il risorgimento, quando i giovani erano alla testa, e la resistenza, la liberazione, quando i giovani erano alla testa. Oggi i giovani, quando vengono intruppati e sono servi. Alfano, per esempio, chi è? Giustamente, consentitemi di citare Bersani, no? Ha detto ma è il segretario, sarà il segretario del partito o il segretario del presidente? E si sono offesi, perché è stato nominato da Berlusconi. Ecco, questo non va bene, la promozione dei giovani, fatto un ministro, per non parlare delle donne che ha promosso Berlusconi, no? Tanto per fare l'esempio peggiore, insomma, che sono diventate consigliere regionali, deputate per meriti sconosciuti o conosciuti. Mi avvierei alla conclusione, se non ci sono altri interventi, chiudendo con un po' di ottimismo, perché Eugenio nel libro lo scrive più volte. Chiudo con un passo su un articolo che interessava la città di Cagliari, ma che si sposa bene un po' con tutta la situazione. Scrive: ma io non sono pessimista, sono ottimista, per inclinazione e disposizione d'animo. Credo che bisogna essere ottimisti. Il futuro è nell'ottimismo, nella fiducia e nella volontà del fare. Lo sviluppo straordinario della scienza e della tecnica che noi oggi conosciamo si risolverà alla lunga nella dimensione di un mondo migliore, per la qualità dell'esistenza, per la convivenza civile, per la democrazia. Sono convinto che la globalizzazione, lungi dal precipitare in un abisso di negatività, in una deriva dissolutrice, saprà crescere e fruttificare in una dialettica virtuosa di speranza, di sviluppo e di civiltà superiore. Ecco, questo era un passaggio che era sulla città di Cagliari, ma penso che possa essere degno per concludere anche questa presentazione. Ricordo, per chi vuole acquistare una copia del libro, che ne abbiamo qua alcune a disposizione. Dobbiamo salutare tutti, lascio la parola a Daniele. Allora, la Proloco vi ringrazia per aver partecipato a questa manifestazione, questa presentazione del libro. Ringrazio Eugenio Ru, ringrazio Roberto Ibba, Raimondo Pisa e tutti quelli che sono intervenuti a questo incontro. Adesso c'è un piccolo rinfresco, quindi se volete partecipare o se volete soffermarvi, abbiamo piacere di offrirvi qualcosa. Ok? Grazie a tutti. In sardo messi di poco e tu cristiano ma casando ogni luogo e so che no che sei tu certo non gioco posso ingiustizia sa ricetta mia è fuoco e so che su che non c'è sapre godo calciati gente che la sa con il logo potendo entrare su coro a recodo de questa terra sai preziosa e che su vedeva amore tutti l'ardere si minera tutta già e tutto sa di cardeli a cantenne va di Indo a mattamanna prena Roda di seluto, suave in strumento Sono di tutto mare, mi indio che su strumento E non c'è fede, né pensamento Su sono in questa terra mi vai di punto